Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. E poi dicono che ha torto il vicepresidente americano J.D. Vance quando afferma che l'Europa ha un problema con la libertà, che l'Europa oggi ha un problema con la democrazia, che l'Europa oggi ha un problema con chiunque sia portatore di un pensiero altro rispetto al neanche politicamente, all'eurocraticamente corretto. Cioè oggi l'Europa ha un problema con delle cose importantissime che sono un suo frutto, la libertà, la democrazia, il pluralismo, e questo però aggrava doppiamente la situazione, e la conferma definitiva arriva oggi dalla surreale condanna inflitta in Francia da un tribunale, al tribunale di Parigi, a Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, cioè sostanzialmente a colei che in questo momento incarna le istanze, le ragioni, anche la ribellione di stimato per difetto un terzo dei francesi, colei che ha stravinto il voto europeo dell'anno scorso, che si è confermata molto bene anche alle legislative, che è rimasta fuori dai vari governi di laboratorio allestiti da Macron, e che per questo probabilmente, nella preoccupazione di molti, avrebbe ulteriormente aumentato il proprio consenso con vista Eliseo. Sì, perché ad oggi Marine Le Pen era la grande favorita, comunque una delle principali favorite, sicuramente una protagonista delle presidenziali del 2027. Cosa succede? Succede una cosa che noi italiani conosciamo molto bene per aver visto all'opera la magistratocrazia in Italia almeno dal 1992, cioè l'attitudine dell'ordine giudiziario a sconvolgere il potere politico. Succede con questa sentenza di condanna che viene applicata immediatamente l'ineleggibilità della Le Pen, che quindi non potrà correre per l'Eliseo, per nessuna carica pubblica, e che è stata condannata a 4 anni, di cui 2 senza condizionale, con possibilità, bontà loro, di braccialetto elettronico. Ma cosa ha fatto Marine? Insomma, una strage, ha sequestrato delle persone, per usare un refrain che conosciamo bene, avrà fatto un crimine orrendo. Allora la sentenza verte sul fatto che, secondo il Tribunale di Parigi, tutti gli europarlamentari del Rassemblement avrebbero firmato dei contratti fittizi nel quadro di un vero e proprio sistema di appropriazione indebita di risorse europee. Detto così suona malissimo, ovviamente. Qual è la ciccia del procedimento, da quanto si apprende? La ciccia verte sugli assistenti dei parlamentari, che a detta dell'accusa e quindi secondo anche chi ha giudicato la Le Pen colpevole, non era ben chiaro se lavorassero per il deputato X piuttosto che per il deputato Y, a volte addirittura lavoravano per il partito, quindi qui c'è distrazione di fondi europei, insomma una gigantesca ipocrisia. Chi vi parla gli è capitato di lavorare anche nella comunicazione politica, vi garantisco che un teorema simile è applicabile a qualunque gruppo del Parlamento europeo. Cioè, se si va a setacciare cosa fa l'assistente X, l'addetto stampa Y, se fa un post che però riguarda più in realtà il partito di appartenenza, se lavora su dossier che riguardano anche un altro europarlamentare, cioè a questo livello siamo. Se usiamo questo teorema, può essere condannato qualunque membro dell'Europarlamento, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ve lo garantisco. Ma è questo il meccanismo con cui hanno deciso che Marine Le Pen non potrà partecipare al rito supremo della democrazia francese, le elezioni presidenziali per cui era largamente favorita del 2027. Cioè,
questa sentenza toglie un problema enorme all'establishment francese, all'establishment macroniano e anche all'establishment europeo, sempre nel senso di eurocratico. Cioè c'è il grosso dubbio che oggi di fatto in Francia e in Europa vive una democrazia monca, per cui appunto chi è portatore di un'agenda alternativa viene bloccato a priori tramite la vecchia e longa manus giudiziaria. L'agenda di Marin era chiaramente alternativa ed è chiaramente alternativa a quella eurocratica, perché fa della questione dell'identità della Francia, dell'Europa e dell'Occidente il suo centro, del contrasto al relativismo culturale che annacqua le nostre storie e sdogana pratiche di vita altrui incompatibili, quelle sì, con la nostra democrazia. Si pensi solo alla Sharia di fatto, che purtroppo ha sequestrato intere periferie non solo francesi. Insomma, incarnava un riscatto nazionale, europeo, occidentale rispetto a quell'ideologia multiculti che sta piegando la Francia, che la sta rendendo irriconoscibile, sempre più somigliante al quadro che ne dipingeva Michel Houellebecq in Sottomissione. Ebbene, questa agenda alternativa non sarà rappresentata da Marin alle presidenziali, sarà rappresentata da qualcun altro. Poi a nostro giudizio è a doppio taglio l'operazione che hanno fatto, perché è talmente smaccata che potrebbe anche partorire una ribellione di massa contro questo colpo di mano giudiziario. Il Rassemblement potrebbe addirittura incrementare i propri consensi, glielo auguriamo. Sta di fatto che sì, oggi l'Europa ha un problema con la libertà, oggi l'Europa ha un problema con la democrazia piena ed è il caso che lo affrontiamo prima che questa cosa sequestri definitivamente qualunque refolo alternativo sul continente. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio